Fossò è un luogo dove la memoria si intreccia con il lavoro e dove ogni stagione porta con sé una storia antica. Un comune vivo, veloce, aperto, proiettato verso il futuro, ma capace di custodire la propria identità. Fossò un paese che cresce, senza dimenticare le sue radici. Fossò è un paese che cresce senza dimenticare le sue radici. Ci accoglie il suo sindaco Alberto Baratto. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Se dovesse raccontare Fossò a chi non lo conosce, come lo racconterebbe? A chi non lo conosce incomincerei col dire che Fossò è un piccolo comune che confina con la riviera del Brenta, terra celebre per le ville venete palladiane e per il naviglio che ispirò perfino il Canaletto. Ma anche il nostro comune custodisce i suoi piccoli tesori che ci raccontano il passato. Basti pensare alla fattoria Saggiori di Sandon, alla fornace che a breve verrà ristrutturata da parte dell'amministrazione comunale, alla chiesa del Settecento, alla trifora del Palazzo Buonarroti e ai tanti capitelli votivi che abbelliscono diversi angoli del nostro paese. Però Fossò non è solo passato, è anche un presente che ci parla di lavoro, che ci parla di impresa e che ci racconta tante storie di piccole aziende che poi nel tempo sono cresciute, sempre con la capacità di guardare anche al futuro. E allora sindaco, il nostro viaggio, come ha detto lei, inizia dalla frazione di Sandon e andiamo a portare nelle case dei nostri telespettatori la fattoria Saggiori. Ok. A Sandon si trova la fattoria Saggiori, un tempo monastero, oggi preziosa testimonianza di architettura rurale e di memoria collettiva. Il suo splendido porticato domina un'antica corte agricola, immersa nel verde e circondata da alberi secolari. Nel parco si conservano reperti romanici e un tiglio monumentale, tra i più longevi al mondo. Quella che vedete alle nostre spalle era la fattoria di un antico convento di suore. Ci troviamo nella frazione di Sandon, nel comune di Fossò, una storia tutta da raccontare dal signor Roberto Porselli. Buongiorno signor Roberto. Buongiorno, ci troviamo appunto nella fattoria delle monache di San Giovanni Evangelista di Torcello. Era una fattoria molto importante perché c'era la sede del fattore e era il deposito delle granaglie dei loro campi che coltivavano. La prima mappa che noi abbiamo, che possiamo vedere questo insediamento, sì, questa fattoria, sì, è del 1522, una mappa acquerellata di Franco degli Alberti che si trova presso l'Archivio di Stato di Venezia. La fattoria è composta da due parti, una parte settecentesca, praticamente di origine monastica, e poi una parte ottocentesca. In questa parte qua cosa si lavorava? Si lavorava il baco da seta. E in quella parte là poi nell'Ottocento cosa si lavorava? Il tabacco. C'era la coltivazione della barbabietola, la coltivazione del grano, la coltivazione del mais e poi praticamente raccoglievano l'uva. C'era un movimento continuo. E signor Roberto, tanti erano gli operai, le persone che lavoravano queste terre anche nel circondario, ma trovavano dei veri e propri reperti. Figuriamoci, allora non si rendevano conto cosa potessero essere questi resti, ma i proprietari erano degli illuminati. Delle persone colte, delle persone illuminate che hanno preso questi reperti e li hanno conservati. Poi li hanno fatti vedere alla sovrintendenza, che la sovrintendenza ha stabilito che sono reperti paleoveneti
del III secolo a.C. L'Università di Firenze, di architettura di Firenze, ha studiato questi reperti e ha stabilito che forse sono i resti di un tempietto, il cosiddetto Eron, che era stato costruito per festeggiare la vittoria dei Padovani contro gli Ateniesi che stavano entrando in laguna. Di questo fatto ne parla anche Tito Livio nel 10° capitolo della storia di Roma. E sono reperti paleoveneti perché sono colpiti il cranio del bue e il fiore. Un torrente navigabile dal Sandon. Era una chiatta molto larga che serviva per caricare le granaglie che venivano depositate e che venivano caricate e portate verso i mulini ad acqua per essere macinate. Sindaco, una fattoria che viveva nel passato ma vive anche nel presente. Sì, in questo bellissimo contesto, grazie alla concessione della proprietà, ogni anno viene svolta una festa veneta, un evento che dura di solito 2 o 3 giorni con diversi figuranti che ci fanno ripercorrere le varie fasi della storia della Repubblica Veneta. E questo è un bellissimo evento dove ci sono diversi spettacoli che ci riportano alle nostre origini, appunto, nel passato. Passato e presente, adesso dal presente facciamo un salto anche nel futuro. Dove ci porta? Vi porto nella nostra zona industriale, una delle più importanti della Riviera del Brenta. Fossò è oggi un centro di altissima vitalità industriale e artigianale. Un luogo dove le imprese si sono sviluppate attorno ai valori del lavoro, dell'ingegno e della collaborazione. Un tessuto economico forte, capace di innovare restando legato al territorio. Sindaco, in che modo il lavoro e l'impresa contribuiscono a dare forza al vostro territorio? Se pensiamo che in un comune di circa 7.000 abitanti abbiamo oltre 750 imprese, questi numeri dicono molto sulla vitalità del nostro territorio. Ma il cuore economico è qui nella nostra zona industriale, questa sì è la più importante della Riviera del Brenta, con aziende e marchi di livello internazionale che producono ed esportano in tutto il mondo manifatture di eccellenza. Ed è proprio qui la nostra economia locale, sostenuta da imprese che investono nel territorio e nelle nostre maestranze, creano occupazione e di conseguenza aumentano la qualità della vita e rafforzano il tessuto sociale del nostro territorio. E infine, Sindaco, guardando al futuro, qual è la sua visione per i prossimi anni per Fossò? Allora, io sono ottimista di natura e per Fossò vedo un futuro luminoso. Penso ad un luogo in cui tradizione e innovazione camminano assieme, dove anche l'impresa assume un valore sociale e la comunità funziona perché ognuno dà il proprio contributo. Penso quindi a un paese che cresce grazie alle persone che credono nel suo sviluppo e insieme costruiscono il futuro del nostro territorio. Il primo documento che attesta l'esistenza di questa chiesa, pensate, risale al 2 giugno 1085. Una storia incredibile che ci racconterà Diego Massetto. Benvenuta Ida, benvenuta a Fossò. Sì, è una storia veramente incredibile, quella che coinvolge Fossò e le sue 2 chiese. Una chiesa, questa molto antica, che appunto, come hai citato tu, risale al 1085, le sue origini. E poi un altro documento che la cita è del 1130, perché in quel momento Fossò sembra avesse 2 oratori, uno dedicato a San Martino e un altro dedicato a San Bartolomeo, che è il patrono della nostra chiesa antica. L'altra chiesa, quella più moderna, è stata costruita agli inizi del Novecento dal parroco Don Giovanni Roncaglia. Viene quindi costruita la chiesa arcipretale e questa chiesa viene purtroppo abbandonata.
Sì, viene abbandonata perché si vende qualche opera d'arte per appunto pagare i lavori della nuova chiesa, vengono trasferite delle opere d'arte e quindi questa chiesa perde assolutamente di interesse da parte della parrocchia. E addirittura viene utilizzata per gli scopi più vari, come teatro, come campo da calcetto, come campo da pallavolo, e quindi è una cosa che è piuttosto strana, però è successo. Fortunatamente il parroco Don Piero Casello, negli anni più vicini a noi, negli anni 90, ha pensato di promuovere un grande restauro ridandoci questo gioiello d'arte. Una piccola chiesa ma detentrice di grandi tesori. Sì, in particolare il dipinto di Alessandro Longhi è la sua ultima opera conosciuta e documentata, proveniente da Venezia, che raffigura il Sacro Cuore di Gesù con San Filippo Neri e San Luigi Gonzaga, il protettore della gioventù studiosa. Questo dipinto è stato trovato in un magazzino della Chiesa Nuova e è stato promosso un restauro che è venuto nel 2014 da parte di Sara Grinzato e Giorgia Busetto, che è un'opera molto importante perché è l'ultima opera documentata di quel grande pittore che fu Alessandro Longhi, considerato il massimo ritrattista del Settecento veneziano. È l'opera straordinaria che noi in questo nuovo viaggio abbiamo l'onore di presentarvi. Un crocifisso rarissimo, trecentesco, è un crocifisso proveniente da Venezia e si trovava nella cappellina della villa di Ambrogio Bosello, che aveva questa villa veneta appunto qui a Fossò. Con il restauro sono emersi dettagli tecnici straordinari, tra cui il perizoma dipinto trecentesco che non si vedeva assolutamente perché era tutto un pastone di colore, le macchie di sangue dipinte che appunto manifestano la passione di Cristo attraverso il Cristo appunto doloroso, e restauro curato da Sara Grinzato e Giorgia Busetto con grande maestria. Fossò è un paese che sa creare e crescere, dove il tempo non cancella, ma custodisce.